Ciao, oggi sono a fare un giro per provare questo zaino, il 35 più 5 litri della Mountain Top. Il video di oggi sarà suddiviso in due parti. Nella prima parte ti farò una descrizione dettagliata dello zaino, poi nella seconda parte ti dirò cosa ne penso. Inoltre ti consiglio di guardare il video fino alla fine, perché ci sarà una piccola novità. Intanto la sigla e poi vediamo lo zaino da vicino. Allora, vediamo da vicino questo zaino, ovvero il modello da 35 più 5 litri della Mountain Top. Innanzitutto vediamo un po' le dimensioni. Dimensioni 55 cm per 35 cm per 25 cm. Dicevo modello da 35 più 5 litri, quindi 40 litri. Secondo me sono un po' troppi. Lo vedo più come uno zaino da 30-35 litri, per cui ottimo per uscite giornaliere, ma ottimo anche per uscite di 2 giorni con un pernottamento, sia in struttura gestita che in struttura non gestita. Il suo peso è davvero un punto di forza, in quanto pesa meno di 1 kg, pesa circa 900 grammi. Vediamo un po' come è fatto. Innanzitutto, materiale. Il tessuto è un nylon. Legato allo zaino arriva un campioncino di questo nylon. Vedete, questo è lo stesso tessuto. Se io lo tiro, lo prendo così e lo tiro, lui non si deforma e non si strappa, per cui mi sembra un buon materiale. Vedete, quindi il materiale secondo me è buono. Partiamo, vediamo lo zaino un po', vediamo le sue caratteristiche. Cordino elastico nella parte anteriore che può essere tirato tramite questo, è bloccato. Ai lati abbiamo due tasche, una da una parte e una dall'altra. Tasche molto capienti, non elasticizzate in questa zona. Qui è elasticizzata, sono, dicevo, molto capienti. Qui ho una borraccia da 0,6 litri, ci sta perfettamente dentro, anzi probabilmente ce ne sta un'altra, vedete quanto spazio che c'è ancora. Poi sempre sul lato abbiamo delle cinghie di compressione, possono essere tirate, utilizzate appunto come cinghie di compressione, oppure si può sempre infilare qua dentro, non lo so, magari il cavalletto da fotografia si infila qua, poi si tirano e il cavalletto resta bello lì ancorato. Qui abbiamo un aggancio, cuciture ben fatte, il nastro scorre bene e c'è anche questo elastico per mantenere bloccata la parte eccedente. Sempre qua abbiamo due asole per picozza o bastoncini da trekking con i relativi gancetti elastici, anche questi belli elastici, buoni. Vedete, si può tirare, dopo c'è questo, si tira e si chiude, sono sia da una parte che dall'altra. Nella parte inferiore abbiamo altre due cinghie di compressione che possono essere tirate per comprimere lo zaino, oppure possono essere utilizzate per portare il materassino o la tenda, ad esempio. Qui abbiamo un'asola, una specie di gancio dove abbiamo del materiale catarinfrangente e un gancio che può essere utilizzato magari con un moschettone. Davanti maniglia classica. Vediamo lo schienale. Schienale imbottito, bello imbottito, presenta un canale centrale che dovrebbe far circolare l'aria. Un'altra cosa sullo schienale, non è rigido, non ha una struttura rigida, è uno schienale morbido, quindi lo zaino all'occorrenza può essere piegato e riposto piegato. Non è rigido, comunque mantiene la sua struttura, non si affloscia. Gli spallacci anche quelli sono belli larghi e imbottiti bene, belli spessi, vedete. Presentano questa fibbia qua con delle cuciture e dei ganci. Cintura per il petto, arancione col fischietto, ovviamente regolabile. Al di sotto abbiamo la cintura lombare abbastanza larga, non molto imbottita, e su una delle due parti presenta una tasca abbastanza grande, diciamo grande il giusto. Vediamo le tasche dello zaino. Lo zaino ha 3 tasche, una qua proprio davanti, è abbastanza grandina, questa è quella più piccola, comunque arriva fino in fondo allo zaino, bella larga, e quindi questa è la prima. Poi abbiamo la tasca media con 2 cerniere, questa si apre
fino a metà circa dello zaino, si può ripiegare e abbiamo la prima tasca così, e poi abbiamo anche una retina, per cui due scompartimenti. Arriviamo alla tasca più grande, quella principale, due cerniere anche in questo caso, anche questa va fino a circa metà dello zaino, può essere ripiegata e abbiamo accesso alla tasca principale. Bella capiente, guardate qua, bene, tanto spazio. Anche questa presenta un'altra tasca. Questa è una tasca dove ci si possono infilare varie cose, ma soprattutto la sacca idrica, il camelback, perché lo zaino è provvisto di un foro qui sul lato dove si può far passare la cannuccia che dopo verrà agganciata allo spallaccio. Per mantenere in piedi il camelback abbiamo due gancetti proprio qui sotto. Come avete visto, le cerniere scorrono molto bene, non ci sono problemi. Per le due tasche, per la grande e la media sono due, per quella più piccola ce n'è solo una, scorrono veramente bene, nessun problema. Le cuciture sono fatte bene, vedete qua non si vede, sono precise, anche all'interno, qui è rifinito, anche dove vengono agganciate le cerniere c'è la rifinitura con questa stoffa. Il materiale abbiamo visto prima, è bello resistente, se io tiro anche qua le cuciture non presentano fili, quindi lo zaino è rifinito bene, è un bel materiale, ha un bel colore, è leggero come vi dicevo prima, per cui così a una prima vista direi che è davvero un ottimo prodotto. Adesso torniamo fuori e vediamo un po' cosa ne penso dopo averlo provato in escursione. Bene, adesso che abbiamo visto lo zaino da vicino ti posso dire cosa ne penso. Io l'ho provato, ci ho fatto un giretto e devo dire che sulla schiena sta bene. L'ho indossato, è comodo, gli spallacci sono imbottiti e anche la cintura lombare funziona. Cosa mi è piaciuto soprattutto di questo zaino? Sicuramente la fattura. È fatto bene, le cuciture sono rifinite, ribattute, le cerniere funzionano, il tessuto è buono ed è anche leggermente impermeabile. Trattiene l'acqua, non è impermeabile, resiste all'acqua. Per cui sono sicuramente aspetti positivi. Un'altra cosa positiva sono le tasche laterali, sono belle ampie, ci stanno qua in questo caso due borracce da mezzo litro, ma c'è ancora posto e ci si può infilare altro sicuramente. Un'altra cosa che mi piace di questo zaino sono le tre tasche. Ha tre tasche, una grande, una media e una piccola. In quella media c'è una tasca a retino per infilarci degli oggetti e dietro c'è la tasca per la sacca d'acqua, per cui anche se è un 35 litri che di solito non hanno molti scompartimenti, devo dire che è ottimo. Certo, non è come uno zaino militare che è pieno di tasche, ma per essere uno zaino da trekking da 35 litri, tre tasche più due interne sono secondo me davvero ottime. L'ultima cosa, lo zaino, come ho già detto prima, è molto leggero e bello esteticamente secondo me. Vediamo gli aspetti che magari mi sono piaciuti meno. Sicuramente la prima cosa che ho notato è la mancanza di schienale rigido. Lo schienale è semirigido, per cui resta su in piedi, però si può schiacciare, non è rigido, gli mancano le stecche interne. Secondo me questo su uno zaino di questa capienza, caricato al massimo, si potrebbe sentire. 35 litri possiamo arrivare anche a 10 kg e senza la presenza di uno schienale rigido secondo me può diventare fastidioso. Un'altra cosa che non mi è piaciuta molto è la mancanza di una seconda tasca sulla cintura lombare. C'è da una parte e dall'altra non c'è niente, nemmeno una fettucina per appenderci qualcosa, quindi avrei gradito una seconda tasca. Quindi per concludere, secondo me questo è un buon prodotto, sia per la qualità che offre, sia per il prezzo che ha. Bene, la descrizione dello zaino termina qui. Prima di salutarti però voglio dire ancora due cose. Innanzitutto devo ringraziare la Mountain Top per la collaborazione che mi ha portato a recensire questo zaino. Seconda cosa, devo dirti che la Mountain Top mi ha rilasciato un codice sconto che potrai utilizzare per acquistare questo zaino se tu lo vorrai. Ti lascerò il codice sconto sotto in descrizione. Bene, per oggi il video si conclude qua. Io come al solito ti ricordo di iscriverti se non sei già iscritto al canale, di condividere il mio video sui profili social e con i tuoi amici, di mettere un mi piace e di lasciare un commento se hai delle domande. Cercherò di risponderti nel più breve tempo possibile. Ricordati anche di controllare sempre in descrizione perché lascio sempre dei link o dei commenti utili. Questo vale per tutti i video. Io ti ringrazio ancora per la visione
e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!